Buon pomeriggio signore e signori, bentornati su una nuova puntata di Crusader Kings 3 con il nostro Marco Polo. Come vedete dall'alto i Giz o i Jin? No, i Jin, l'impero di Jin ha conquistato veramente tantissimo in Asia, è scoppiata la Cina, insomma grandi stravolgimenti dal punto di vista asiatico, ma noi ancora non lo sappiamo, signori, perché noi con il nostro Marco Polo siamo fermi ancora in questa porzione nel Medio Oriente. In realtà siamo partiti da Venezia, ci siamo fatti un bel giro toccando la celebre, la famosissima, l'intramontabile Bisanzio, e da Bisanzio poi siamo approdati sulle coste di Aleppo. Aleppo che ha una sua indipendenza a quanto pare. Prima non mi sembrava che ce l'avesse. Va bene, il regno dei cristiani ormai è completamente asfaltato, non esiste più. L'Ayatollah governa tutta la parte, diciamo, del Medio Oriente, tutta la parte alta, ma non solo. E qui si è formato l'Egitto. Signori, che grandi stravolgimenti che stiamo vedendo in questa partita. Veramente interessanti. L'impero bizantino comunque resiste alle pressioni del Rum. Vedremo dove ci porterà questo gioco, anche dal punto di vista narrativo comunque. Cos'è questo simbolo? Ma... Ah, ma da quando c'è questo? Vabbè, scusate, piccola parentesi, va bene. Comunque, con il nostro Marco Polo siamo in questa situazione. Siamo poveri come... Non vorrei dire una parolaccia, però avete capito. E... No, che mi faccia problemi a dire merda, però ecco, siamo, vabbè, diciamolo, siamo poveri come la merda e stiamo cercando di recuperare, raccimolare denaro attraverso i vari contratti. Una cosa però ha scosso un po' il nostro Marco Polo. La sua amica, che dovrebbe essere, aspettate, eccola qui, Zifora, non è più amica sua, perché a un certo punto l'ha presa in disparte e gliel'ha detta di santa ragione. Praticamente in una discussione gli ha detto senza mezzi termini che è un cazzo di fannullone oppiaceo che si trastulla in questa valle, in questo Eden, e che ha rinunciato a tutti i suoi sogni di raggiungere una Cina e di portare poi il messaggio di questi mondi che ha visitato a Venezia e tornare dalla sua famiglia. Questo l'ha scosso molto questo personaggio e si è rotta l'amicizia, se vi ricordate, nello scorso episodio tra il nostro personaggio e Zifora. E questa cosa però gli ha ridato, diciamo, gli ha dato un po' una sveglia, una carica. Quindi anche se loro non si lasceranno perché comunque si vogliono ancora bene e continueranno il viaggio assieme, diciamo che questa rottura di legame ha fatto sì che in questo periodo di tempo il nostro Marco Polo rifletta un po' sui suoi obiettivi e su quello che vuole fare, perché si trova molto bene in questa valle, anche se ormai la guerra sta arrivando anche qui. Come vedete c'è un esercito di 5.000 uomini che tiene in ostaggio i castelli, qui ce n'è un altro, quindi insomma, nonostante la guerra ci abbia seguito, siamo scappati dalla guerra in territori cristiani, diciamo sulle coste della Siria attuale, e siamo arrivati qua, ma anche qui c'è la guerra. Guardate qui un altro esercito da 5.000 uomini. Ovviamente Mosul per ora è salva, però non mancherà poi molto che assedieranno la città e noi dobbiamo scappare da questa guerra. Quindi cerchiamo di raccimolare più soldi possibile attraverso i contratti e poi ragazzi voliamo via da queste terre un po' per tutti questi tutte queste cose che vi ho detto, insomma, queste motivazioni. Intanto cerchiamo di portare a termine questa missione, appunto, con del Rais. E poi, una volta portata a termine la missione, se sono presenti altri cavalieri, guardate qui, altri cavalieri, mamma mia. Comunque, se sono presenti altre guerre, ci sposteremo e ce ne andremo via. Cercheremo di un rifugio, un porto sicuro, letteralmente, in questa zona per poi partire per le Indie. E quindi, insomma, questo è quello che dobbiamo affrontare con il nostro personaggio. Allora, vediamo cosa ci dice qua. Allora, a quanto pare posso imparare qualcosina da Antimos, che vuole insegnarci qualcosa nell'arte del marziale e potrebbe farci ottenere
più 3, wow, wow. Oppure dire di fare, cioè concentrarsi sullo schema. Allora, ragazzi, io però non posso onestamente rifiutare un 95%, quindi accettiamolo. Ah, scusate, scusate, non ho capito una mazza, è lui che è salito di livello, madonna. Ma adesso quanto ha? 18, quindi. Mamma mia. Beh, beato lui. Quindi si è concentrato nella guerra. Scusate, avevo letto male. Ok, siamo arrivati intanto a 15 chiavi per lo schema. Quindi io a questo punto io lo vado a eseguire. Secondo me dovremmo farcela. Anche se siamo al 72%, secondo me dovremmo riuscire a farcela. Quindi eseguiamo lo schema. Andiamo a usare tutti i vantaggi. E abbiamo avuto scusate, un successo eccezionale, signori. Provviste a go-go e denaro. Perfetto, torniamocene a Mosul. E signori, prendiamoci baracca e burattini e andiamocene via da qua a questo punto. Perché mi sarebbe piaciuto fare questa task, farne anche qualcun'altra, ma assolutamente non è il caso. La guerra incombe, anzi adesso ci dovremmo spostare probabilmente allora, spostiamoci prima di tutto in questa città e vediamo cos'è? Iscaf. Quindi spostiamoci in questa città che abbiamo il contratto di spostamento, vediamo dove ci può portare. Allora, tanto comunque questa è la direzione, quindi proseguiamo. Partiamo subito. Cerchiamo di evitare gli eserciti con le loro guerre. Intanto un serpente va a mordere il pelato del gruppo. Oh, si chiama così, non è che lo dico io. Rubal il pelato si chiama. Quindi, che palle. Allora, beh, però è immediato, non mi dice che perdo dei giorni. Facciamolo. Ok, perfetto, ci stiamo muovendo attraverso, insomma, i fiumi e le paludi, perfetto. Abbiamo preso un po' di lifestyle, bene. Perfetto, ottimo. Qui cosa succede? Ai ai ai. Aspettate, mi sa che è qualcosa di negativo, parecchio. In particolare per lo stress, infatti, ci viene detto che queste zone sono paludose e che noi stiamo, seppur in un ambiente pieno di vegetazione, però siamo in una situazione di disagio profondo perché gli insetti in queste zone ci stanno veramente massacrando. Quindi possiamo mandare davanti il nostro prode cavaliere nudo, calci nel culo alla nostra guardia, digli vai avanti e prenditi i moschitos per noi. Oppure essere un po' più compassionevoli e beccarci anche noi della leggera penalità per i moschitos, per 3 anni addirittura, wow. Vabbè, importantino, Allora, andiamo avanti, ragazzi. Sono solo insetti, lo so. Mi prendo questa penalità, però pace amen. Ok, siamo arrivati nella città. Intanto siamo scappati un po' dalle zone di guerra. Qui c'è solo un altro esercito che dobbiamo evitare. E vediamo cosa ci dà la città. Se riesco a selezionarla, però. Grazie. Ah, non posso entrare in questa città, scusate. Perché? Perché risulto ancora in viaggio. Vediamo. Ok, perfetto, scusate. Ho cliccato troppo presto. Allora, vediamo. Visitiamo il castello. Vediamo cosa possiamo portarci a casa. Ma non credo molto, perché qui costerà tutto un casino. Potremmo permetterci un training, ma direi proprio di no. Va bene, nessuno vuole venire con noi. Va bene, niente di nuovo. Vediamo qui all'interno. Beh, potremmo farci raccontare una storia. Stress è veramente troppo poco. A parte che noi dobbiamo vendere della paccottiglia. Adesso la vendiamo. Allora, qui potremmo dire a lei di unirci, cioè di unirsi a noi, ma pure casta, zelota, questa è una pazza totale. No, 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 no. Oppure cioè, se cerco di rubarle il cuore, non penso proprio che funzioni. Non penso proprio, è pure casta questa.
Non è anche il tratto da seduttore, no. Non posso vendere le mie... Non posso venderle, scusate, le mie... No, non posso vendere le mie cose che ho dietro. Fatemi vedere. Allora, intanto facciamo questa e ci siamo beccati. Niente, una mazza. Vabbè, che abbiamo imparato qualcosina, ma non c'è rimasto nulla. Non posso vendere i miei prodotti. Devo capire se posso farlo effettivamente oppure no. Ovviamente come prodotti intendevo i miei oggetti. E sì, posso venderli, signori. Allora, accingiamoci a vendere l'oggetto. L'oggetto che voglio vendere è indubbiamente questa cassa qua. Quindi te la vendo. Ma loro vogliono che io venda tutto. No, io non voglio vendere tutto, scusate. No, qua mi fa vendere tutto. No. No, no. Vendere tutto no. Io voglio venderti solo questa. Non posso sceglierlo, no. A quanto pare no. Niente, allora basta. Non rimaniamo più qua. Prendiamo i nostri oggetti a questo punto. Me ne dovrò sbarazzare io. Di questo oggetto qua. Che non voglio assolutamente mettere. Ok. Allora, questo artefatto qui lo andiamo a distruggere. Se altrimenti non posso regalarlo a qualcuno. Regaliamolo a qualcuno. Tipo a Sifora. Allora, vediamo. Che mi ha fatto un po' incazzare. Non c'è tipo... regala un oggetto. Non c'è. C'è Seduce. Che tra l'altro è anche facile, quindi ci starebbe anche. Ma scusa, 47 anni. Sono un ragazzino. Allora, confronta lei. Non posso. E allora a questo punto niente, lo vendiamo. No, no, io non voglio vendere altri oggetti. Allora ci teniamo questa penalità, pace amen. Allora, cerchiamo di andare via da qua. Potremmo uscire anche da tutta questa roba dei mosquitos. Dove possiamo andare? Vediamo. Qui è già stata conquistata. Non voglio andare in queste terre a questo punto. Qui sarebbe... sarebbe andare indietro con le cose. No, qui siamo nel deserto. Questa invece sembra essere una buona meta. Anche questa cittadina qua non mi sembra male. Dai, muoviamoci qua. Attraversiamo il ponte e ci muoviamo qui. Qui abbiamo il 46% di pericolo. Qui il 25%. Allora no. Allora andiamo qua in questa città sperando di non avere problematiche. E ci muoviamo. Partiamo ancora. Ah, non ho guardato il contratto. Vabbè ragazzi, non era destino. Non era destino. Ok, siamo arrivati qui in città. Vediamo se c'è qualcosa che ci può interessare. Sì, qui. Vediamo se tipo qua. Bah no, 8 monete sono fin troppe. Andiamo direttamente a questo punto. Qui mi chiedono sempre delle robe. Ma no, assolutamente no. Comunque sono dei ladri comunque, perché prendere una cotta di un'armatura, prenderla e darmela per 4 speech, sono veramente dei ladri. Allora, vediamo. È Isa. Isa che è un gobbo. Non mi sembra neanche particolarmente forte. Abbassiamoci un po' lo stress. Poi vediamo cosa possiamo fare. No, possiamo prendere personaggi, ma non è il caso. Vediamo punto di vista militare, ma immagino sia la stessa roba. Come al solito. Qui ci possiamo giocare un po' di denaro. No. Ok, allora, qui il campo è stato fatto. Cerchiamo di fuggire da questi territori. Potremmo andare a qua. A Bashra. Non sarebbe male, però qui c'è un esercito che gira. Allora, io andrei a questa cittadina qua. E poi da qui salperemo. Non so se c'è un ponte qua che ci... Sì, c'è qui il ponte in realtà. Allora, andiamo qui e cerchiamo di fuggire assolutamente. Consumiamo altri 90. Qui è un po' più pericoloso adesso, è la situazione.
Qua ci conviene attraversare. No, non possiamo. Vabbè, ci muoviamo su queste terre, sperando di non venire intercettati da nessun esercito, perché sapete che gli eserciti danno sempre problematiche per quanto mi riguarda. Comunque ci riguarda. Allora, mo adesso è iniziato i problemi. Allora, a quanto pare la malaria, la malattia in generale ha contagiato i nostri animali, quindi potremmo risentirne parecchio di questa cosa. Possiamo trattarli, ma abbiamo delle percentuali veramente molto basse di riuscita. Potremmo tentare di distribuire l'attrezzatura finché non si riprendono. Però anche qui, insomma, non è la cosa migliore. Oppure pregare. Oppure pregare. Sì, ma non è che sia la cosa più bella del mondo pregare. Cioè, non serve una mazza. Allora, cerchiamo di ridistribuire la cosa e di andare avanti. Mi sono preso un bel meno 25. Porca miseriaccia. Vabbè, ragazzi. Allora, la buona notizia è che di questo esercito qua si è allontanato. Ma è proprio una guerra totale, ragazzi, qui. Non so se stanno implodendo qualcosa, ma è proprio una guerra totale. Proprio una guerra totale. Allora, per via mare noi dovremmo essere più tranquilli. Potremmo andare in realtà su questa fortezza qui. Però, boh, vediamo se c'è qualche provvista. Vado a pesca. Ah, ma non mi ricordavo di avere lo stress così basso. È meglio. Allora, vediamo. Potrei raccimolare un po' di cibo, ma non mi sembra il caso. Vediamo, visitiamo il castello. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante, ma... dubito. Beh, un po' di cose diverse ci sono, eh. Qui è la solita, scusate. Torno indietro. Vediamo se c'è qualcosa qui. Niente storie per noi. Le abbiamo già fatte. Niente da fare. Vediamo. Potremmo prenderci un po' di provvigioni. 12 monete. Però boh. Facciamo questo, tanto non ci vedranno più. Ok, bene, va bene. Dai, è andata abbastanza bene. No, non è vero. Cioè, ho aumentato, mi sa, il costo delle provvigioni. Ma non mi interessa perché tanto adesso noi partiamo. Vediamo se c'è qualcheduna che può venire verso di noi. No. Niente, allora partiamo, ragazzi, a questo punto, per la rotta, per dove ci fermiamo? Nelle Indie dove però? In un posto che sia tranquillo. In un posto che sia tranquillo, un grande porto. Allora, qua potremmo sbarcare, E addirittura potremmo risalire il fiume fino ad arrivare quasi alla sorgente, diciamo. Adesso vediamoci un attimo il terreno. Studiamoci un attimo la mappa per capire dove andare, in che direzione. Vediamo. Allora. Ok, finalmente ho trovato il cursore del terreno. Vediamoci un attimo com'è il terreno. Allora. Conviene andare... Allora, o passiamo di qua, che mi sembra un passo un po' più... ragionevole per arrivare in Cina, perché altrimenti dobbiamo affrontare la catena, ma la catena è troppo. Questo è un ottimo fiume per risalire e fare questa parte qua, È un ottimo fiume. Altrimenti potremmo magari arrivare qui, poi da qui farcela tutta a piedi, però insomma è abbastanza impegnativa. Oppure potremmo arrivare in queste zone, fare tappa e poi circumnavigare tutto l'India, però secondo me ci impieghiamo veramente uno sproposito. Certo, passare qui attraverso potrebbe comportare il medesimo rischio, perché comunque sono tanti chilometri da dover fare. E qui inoltre c'è una catena che dovremmo... è abbastanza... non è altissima, però è abbastanza difficile da fare. Io una volta arrivati qui, onestamente, potremmo ripartire. Ah, però se io arrivo qua... Adesso, io credo che siano navigabili i fiumi. Se io arrivo qua, tipo, qua, e poi da qua a piedi me la faccio fino a questa città,
Da qui poi posso prendere il fiume, arrivare alla foce e da qua saltare diciamo, il tratto di montagna e finire in uno di questi territori. E poi da qui farcela a piedi. Sicuramente non è la scelta migliore, diciamo, per il commercio, però potrebbe essere una scelta buona per noi. Per noi. In pochi, tra virgolette, momenti potremmo effettivamente, se non ci fanno fuori i pirati, potremmo effettivamente arrivare a destinazione, tra virgolette ovviamente. Allora, va bene, dai, facciamo così, proviamo ad arrivare prima a qui, a questo punto. Cazzo, stanno assediando qua. No, troviamo una città che sia libera dagli assedi. Allora andiamo a Dvkara. Sì. Allora ci spostiamo qua con l'accampamento, raccogliamo informazioni, magari qualche denaro e poi se riusciamo saliamo, altrimenti faremo altro. Quindi ok, perfetto. Ah, quindi dobbiamo andare per forza a questa città, ma non mi voglio fermare onestamente. Ma scusami, ma tu non puoi andare direttamente dentro il mare, scusate, ma se io faccio così non me lo fai fare? Certo che devo selezionare. No. Se io faccio così, mi fa comunque andare in questa direzione qua. Va bene. Va bene, allora facciamo tutto il giro e arriviamo qui. Quante provviste ci va a consumare? 598, salvo imprevisti. Va bene, quindi è un viaggio che potrebbe starci. Assolutamente. Anche perché qui ragazzi veramente si stanno scontrando di ogni. E il tempo di sloggiare è arrivato. E anche poi per il discorso della litigata, eccetera, eccetera. Va bene, dai. Allora andiamoci, muoviamoci. E è il tempo di lasciare queste terre. E quindi Marco Polo parte, lascia il mondo arabo, si imbarca da bravo veneziano e si fa i giri che si deve fare. Seguiamo adesso l'imbarcazione, andare attraverso i mari. Speriamo di che non succeda nulla. Qui ho la possibilità di imparare delle lingue. Polacco, direi proprio di no. Inglese neanche. Io andrei avanti, onestamente. E qui ragazzi il mare ci sta veramente distruggendo. Allora possiamo investigare un relitto. Va bene, investighiamolo, vediamo cosa troviamo. 15 denaro, bene dai. Ho trovato un po' di denaro che fa comunque abbastanza bene le nostre tasche. Guardate quanti conflitti sulla costa, mamma mia. Mamma mia, pensate che volevo fare tappa qua. Avevo pensato all'inizio, ma meglio evitarli tutti questi conflitti. Qui andiamo diritto sulla terra. Guarda quanto è bravo Marco Polo. Comunque facciamoci. Vabbè, per ora è andato tutto bene, dai. Ma bene. Ma che bello questo viaggio in sicurezza. Ma che bello questo viaggio in sicurezza. Mamma mia ragazzi, quante guerre. Allora io direi che questa parte qua del fiume, a parte che non posso neanche, mi sa. Ma questa parte qua del fiume, allora fatemi vedere se è fattibile. Cioè arrivare fin qua. Qua. Scusate, passando dal fiume. No, vedete, mi fa passare la terra. Questa cosa qua è una grande cavolata. Ma perché non mi rendi i fiumi navigabili, scusa? Vabbè. Qui c'è un contratto. Ci pagano anche abbastanza. Beh, oddio, non tantissimo. Cosa mi dice di fare? Potremmo prenderlo questo contratto oppure no. Allora ragazzi, io direi facciamo una bella cosa. Visto che ormai siamo arrivati qua, al prossimo giro esploriamo la città e vediamo come cioè se c'è qualcosa da offrirci, eccetera. Noi non abbiamo tanto denaro, però qualcosina lo possiamo valutare. Abbiamo una sola missione qui, quindi abbastanza scarsa come cosa. Però poi vi chiederei se volete effettivamente affrontare cioè la parte interna del terreno. E quindi vedremo i vari paesi all'interno dell'India, tipo magari il Cedi,
Paramara, io li farei sicuramente a Senna, e poi dalla Senna partire e arrivare in questi tratti, a meno che non ci sia la guerra, e poi provare con l'entroterra. Quindi cercare comunque una tratta, diciamo, interna. Facciamo così, una tratta interna e poi da Sena si salpa. Oppure andare verso Sena, salpare e arrivare direttamente a qua. Il salpare della prima scelta significa circumnavigare tutta questa zona e arrivare di qui, però la vedo onestamente molto difficile, visto che sono tantissimi chilometri. Oppure non attraversare la parte interna dell'India, perché comunque è piena di pericoli, e provare ad arrivare in queste zone, magari facendo tappa qui da qualche parte. Si potrebbe fare qualche cittadina, non so, qualcosa tipo qui, per esempio, e poi da qui ripartire verso la costa e vedere cosa potrebbe, dove potrebbe portarci le avventure di Marco, del nostro Marco. Sicuramente non è, diciamo, un percorso particolarmente storico questo, perché comunque questa tratta di mare sì, però non so se sarebbe una cosa storica. Forse veramente i passaggi interni erano più storici, però per noi erano veramente dei casini. Quindi diciamo che abbiamo preso una tratta un po' più semplice, un po' più veloce, quella per via mare. Però ormai la parte storica forse l'abbiamo un attimo bypassata. Quindi fatemi sapere, attraverso ovviamente il sondaggio, cosa fare, se attraversare l'India oppure circonnavigarla, e noi ci vediamo ad un prossimo episodio con una altra scelta per condizionare il viaggio del nostro Marco Polo, che zitto zitto comunque ormai si è allontanato veramente tantissimo dalla sua amata Venezia. Siamo a metà del viaggio, io vi attendo ovviamente sempre con un like e un commento, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi.